Facevo gare in Irlanda, in Inghilterra, in Scozia e poi dopo mi raggiungevano gli amici. Giravamo varie parti dell'Inghilterra e ovviamente puntualmente alla 8ª ora di golf arrivava a un mio amico partner la telefonata della moglie che chiedeva dove sei e noi ovviamente tutti insieme in coro rispondevamo siamo dentro un orto botanico, barra castello. Questo per dirvi che in realtà si raccontava una balla cosmica per raccontarvi che in realtà la monocultura golf del golfista, l'attaccamento al gioco, la totale dipendenza che si ha, crea un movimento di golfisti, di disponibilità al viaggio straordinaria. Oggi mi tocca fare un pochettino la somma di tutto quello che si è detto, perché in realtà molti dati che avevo preparato sono già stati un po' bruciati dagli interventi precedenti, quindi devo andare un po' a braccio. Il mio compito, perché avrete notato, parlando di golf, e segnatamente stamattina qualcuno aveva fatto menzione di queste problematiche che poi si vanno a eviscerare, si parlava di ambiente, parlando di golf inevitabilmente parli di ambiente, parli di sport, parli di diversificazione sportiva, parli di turismo, quindi parli di incoming, di outgoing. Cioè, parlando di golf ci si può attaccare, ci possono attaccare decine di situazioni differenti. Quindi l'ambiente è fondamentale e lo analizzerò, lo toccherò e se vorrete ci si potrà fare qualche riflessione. Ma il mio compito, allora dopo una mattinata di dati, di tour operator, di fiere, di agenzie, se mi perdonate la spiego abusando, e ve ne chiedo scusa, una vecchia frase del Piccolo Principe di Saint-Exupéry, che è stata abusata anche in politica, l'hanno usata tutti, da D'Alema, tutti i fronti politici l'hanno usata, che è quella che se vuoi costruire una nave non devi mandare i tuoi uomini a fare legna nel bosco, ma semplicemente parlare del mare chiaro ed infinito. Un modo molto semplice per dire che occorre stimolare l'ambiente, occorre in qualche modo dare il via e soprattutto facilitare la comprensione di quello che in realtà è lo sport che ha caratterizzato tutta la mia vita, ma allo stesso tempo quello che in realtà potrebbe nell'attività economica rappresentare per la Sardegna. Ma ho introdotto questo piccolo argomento non tanto per parlarvi di Tiger, di un ritorno pazzesco, di un campione, ma semplicemente per farvi vedere il movimento che c'è dietro. Tutte le persone che avete visto correre dietro a questo straordinario numero uno che è ritornato, è risorto dopo vicende della sua vita piuttosto delicate, in realtà sono non tifosi, ma sono giocatori di golf. L'entusiasmo di un movimento che grosso modo, per darvi l'idea, è di 60 milioni, l'abbiamo detto forse stamattina, 60 milioni di giocatori, con 25 milioni di gente che è disponibile a viaggiare e che sono golfisti turisti. Quindi il primo aspetto che voglio significarvi è che c'è una marea di gente disponibile a viaggiare. Il mercato globale lo ha accennato, quindi la domanda che mi pongo io da persona un pochettino informata sui fatti del golf in Sardegna è ovviamente noi per muovere certe masse, in parte l'abbiamo toccato stamattina, ci dobbiamo chiedere, riusciamo a muovere una parte di queste masse di persone? Ovviamente la risposta è no per una serie di problematiche di cui ovviamente storicamente soffriamo. L'Italia non è un paese molto accogliente da questo punto di vista. Anche nell'intervento di Silvio Diso stamattina se ne accennava, ma sostanzialmente perché? Perché il mercato del golf in Italia, il golf in Italia, è fatto prevalentemente di club che sono adatti a una popolazione stanziale, cioè nascono negli anni 50, negli anni 60, anche abbiamo circoli di fine 800 e primi 900, ma nascono per le esigenze del club. Tendenzialmente il club, il socio di club, non vuole tante rotture di scatole. Io non posso poi giocare a bridge, questo qua gioca prima di me, non è disponibile troppo al cliente tedesco che viene col gruppo di amici a giocare. Solamente negli ultimi anni una piccola parte dei circoli italiani, con grandi fatiche sia dei golf sia degli operatori, ha iniziato a proporre il golf di tipo attrattivo turistico, il resort. Lo è stato in Puglia, per certi aspetti con l'avvocato Melpignano che ha fatto una chicca come San Domenico, è stato un tentativo in Sicilia con Dannofogata, Verdura,
con grandissime difficoltà. Cambierei, sì. E quindi questo tipo diciamo, di sviluppo ha impedito la nascita del golf turistico. In Sardegna qualsiasi mio interlocutore si avvicina, mi parla, mi dice: ma voi siete pazzi, ma voi non avete campi da golf, perché chiunque viene, soprattutto il golfista, vede una bandiera in ogni angolo. La Sardegna ha grandissimi meriti, intanto ogni angolo di questa regione straordinaria è fotografabile, e se è fotografabile perché la luce è straordinaria, per le scogliere, per il mare, per l'entroterra, tu pianteresti da golfista una bandiera, bandiere che non ci sono. Io personalmente rappresento un campo straordinario che è conosciuto in tutto il mondo. Ho incontrato, girando per gare, girando per fiere, giovani professionisti che mi dicevano: sai, io ci sono stato lì, ma tu lavori al Pevero? Io lavoro al Pevero perché lavoro in un campo di Robert Jones, un progettista straordinario. E la cosa curiosa che ho da dirvi è che questo campo, se io dovessi usare un po' il tempo come una lente di ingrandimento, e in effetti il tempo lo è, io vado a vedere che questo campo è nato nel 1972, è nato da un'intuizione straordinaria del principe, è nato attraverso la penna di Robert Jones, che più tardi disegnerà anche Sperone, e vi racconterò poi una storia relativa a Sperone. Ma nasce in un periodo, e sorridevo prima quando c'era il nostro collega della Mursia, nasce prima della Manga. La Manga è uno dei campi con 54 buche, uno dei primi campi che nasce in zona di Alicante, dove, mi permetto di dire, hanno fatto una cementificazione terrificante, perché devo dirlo. Nasce prima anche, che so, di La Quinta, zone in Algarve che sono reputate al golf e che sono considerate bellissime, molto, molto attrattive. Quindi che cosa succede? Qualcuno aveva avuto in quel momento l'intuizione, il principe Karim Aga Khan, di fare questo campo. Che cosa era successo? Visto che devo parlare anche un po' di case history del Pevero per darvi degli esempi. Non entro in meriti che non mi appartengono, non sono la persona predisposta, ma devo dire che storicamente, alla fine degli anni '80, era stato presentato un master plan, il master plan 2 della Aga Khan. Non spetta a me indagare le motivazioni politiche che portarono alla sua bocciatura, ma quello che è certo è che in quel momento, siccome il progetto prevedeva essenzialmente uno sviluppo golfistico, perché qualcuno si era reso conto che la prima ondata turistica, la prima realizzazione delle resort era terminata, anche se vogliamo dirlo in soldoni e in modo corretto, le prime lottizzazioni erano state fatte e tutto era andato venduto, quindi bisognava in qualche modo ricominciare. Qualcuno iniziò saggiamente a cercare una soluzione di rilancio, il secondo rilancio, e studiò un'area golf che consisteva nella creazione, master plan. Chi viene al Pevero a trovarmi, vi faccio vedere ancora i disegni sia di Jack Nicklaus e anche un reperto che ho trovato presso la Cornell University di New York, dove ho scovato un altro progetto di Robert Jones che segretamente il principe aveva dato ancora da disegnare come secondo lotto a Robert Jones. Prevedeva un'altra realizzazione di 18 buche a Romazzino e a Lisciaruia 27 buche più altre 3 che servivano saggiamente per la scuola e per i principianti. Quindi in realtà all'epoca si disse no a un resort che avrebbe previsto la bellezza di 66 buche. Lascio a voi pensare che cosa sarebbe diventata la Costa Smeralda se quel progetto, io parlo dal punto di vista golfistico, non voglio creare polemiche, se quel progetto fosse passato. Saremmo diventati, e ora la Costa Smeralda sarebbe ancora il resort di carattere internazionale con una distrazione di qualità unico nel panorama mediterraneo. Purtroppo siamo invece rimasti un campo di 18 buche, un campo di 18 buche che in qualche modo fa fatica a vivere in un contesto non collegato attraverso una rete, un network con altri campi da golf. Quindi in pratica la spinta che poteva dare quel tipo di intervento è stata vanificata, il Pevero di fatto è ridotto in qualche modo come la Costa Smeralda a un esempio di tipo stagionale, e con l'attività di incoming che si può creare durante il weekend nel periodo della mezza
della mezza stagione. Il Pevero in realtà che cos'è oggi? È un circolo di golf dove all'apice della sua attività, quindi prima del 2008 generava circa 30.000 rounds, oggi ne genera intorno ai 22.000, abbiamo circa 400 abbonati che sono tendenzialmente una piccolissima parte sardi, di giocatori sardi che abbiamo creato, ma una numerosa parte che viene prevalentemente dal continente e poi dalla Germania, che sono abbonati che trovano più comodo pagare l'abbonamento annuale e venire poi nelle varie stagioni a giocare. Organizziamo normalmente eventi di varia caratura, dalla gara domenicale durante la stagione invernale e autunnale, più per i locali, e organizziamo grandi eventi di grandi brand, campionati, gare con professionisti, quindi una vasta gamma di tentativi per creare incoming. Possiamo un po' girare? Quando io vedo la foto del Pevero vedo delle foto di bellezza, no? Essenzialmente di bellezza. Continuiamo a girare. Cosa c'è di più bello di questo posto? Anche di una signora che gioca. Questo è un po' quello che noi organizziamo, invitational, eventi che sono di totale supporto, gare notturne, di totale supporto al territorio. Vorrei che non si pensasse in modo, quando si pensa al golf, si pensasse in modo un pochettino ipocrita. Fare un campo da golf non conviene a chi gestisce campi da golf, soprattutto nel caso di un'area, soprattutto nel caso di non area golf. Quando c'è area golf, c'è un network di tantissimi campi, conviene, è un'operazione molto remunerativa. Quando c'è un campo solo, è un dramma perché lavorando solamente sugli eventi a spot, cercando di creare incami, cercando di supportare anche l'indotto, si fa di grande fatica perché non si riesce a organizzare grandi eventi e far giocare masse e creare l'interesse anche degli operatori che portano le persone, in questo caso in Sardegna. Quindi è una grandissima fatica. Arrivo a darvi questo paradosso. Se io costruisco un campo da golf, il campo da golf aziendalmente serve solamente all'indotto, cioè serve ai ristoranti, serve a qualche albergo limitrofo, serve ai negozi, a chi fa il cappuccino, a chi vende la medicina, all'idraulico e al ferramenta. Non serve all'operatore del golf, perché grandi fatturati con questo sistema non si possono fare. Solo attraverso una rete collaudata di campi è possibile strutturare utili interessanti, non solo per il territorio, perché è ovvio, ma soprattutto per l'azienda che gestisce il campo da golf. Che cosa mi chiedevo, per esempio, qua possiamo girare, qui c'è il video, mandiamo il video e poi vi spiego che cos'è. Tentativo di come secondo me occorre iniziare a muoverci sulla parte golf e quindi offrire, in questo caso ovviamente in Costa Smeralda, offrire qualcosa di utile non solo a tutta la comunità residente ma anche al cliente che viene per esempio nella mezza della stagione. Questa è stata una cosa che abbiamo ideato ed è partita credo con ottimi successi nelle aree limitrofe della proprietà. Abbiamo creato su 300 ettari 13 km di percorso perché il discorso golf deve essere assolutamente legato al wellness, quindi è dove vorremmo andare, allo sport e il tempo libero. Quindi abbiamo creato 13 km di passeggiata che può essere poi fruibile con la mountain bike a pedalata assistita, facendo corse o facendo la semplice passeggiata nella macchia e dando in qualche modo l'opportunità al cliente, al locale, di dare sfogo anche ad altre attività, ovviamente tutto a titolo gratuito,
Questa è per esempio una foto che abbiamo messo su Monte Zoppo, abbiamo fatto, siccome va molto di moda, e io sono un pazzo di Instagram, abbiamo fatto un Instapoint Costa Smeralda, dove poi è possibile condividere ed è possibile quindi in qualche modo sempre far vedere che la Sardegna è visibile visibile sul web. Questa fa parte, ho voluto estrapolarvi questa immagine perché fa parte, per spiegarvi delle nostre fatiche, piccole fatiche quotidiane, che sono le fatiche del Pevero, ma sono le fatiche anche di Isarenas, di Smolas, che però mi servono come esempio per far capire diciamo, come normalmente interagiamo come campo singolo, come interagiamo inventandoci degli eventi a spot. Vi ho detto poc'anzi che il campo del Pevero è stato disegnato da un grandissimo architetto, Robert Trent Jones, che fu ingaggiato dal principe e all'epoca era il non plus ultra dell'architettura golfistica mondiale. Stiamo parlando dei primi anni 70. Anni dopo, uno degli ultimi campi disegnati è stato invece Sperone dall'altra parte di Bonifacio. La cosa straordinaria, curiosa, delle dinamiche che avvengono per cercare di creare incampi, di portare persone, è che purtroppo non avendo area golf il Pevero ed avendo campi più legati, più legabili alla nostra tradizione, quindi in Sardegna, Isarenas e Ismolas, ovviamente sei costretto per vendere l'esperienza a crearti degli agganci con i campi più vicini e il campo più vicino al Pevero è Sperone e con la scusa che ho diciamo un po' inventato che essendo dello stesso progettista del Pevero, Robert Trent Jones, allora si creano delle attività. Abbiamo provato a fare questo, è un piccolo esempio che può essere di beneficio a qualcuno, abbiamo provato a creare la Robert Trent Jones Cup, quindi ho contattato la mia collega di Sperone, mi ha detto di sì, 19, 20, 21 ottobre e che cosa facciamo? Portiamo i nostri clienti, proprio perché ci dobbiamo inventare, reinventare in qualche modo, date le difficoltà, facciamo un giro al Pevero, dopodiché li porto a Sperone con il supporto di mobili, imbarchiamo, li porto a Sperone, li faccio giocare a Sperone, li riporto la sera a Portocervo, la domenica facciamo la gara con premiazione, buffet e finisce la festa, cioè abbiamo creato un'area con i corsicani perché non avevamo altre alternative. Abbiamo fatto questa cosa, ve lo dico, abbiamo il pieno assoluto e questo è un esempio di come se tu ti metti a organizzare qualcosa, togliamo le balle del non abbiamo aerei, non ci si arriva, sono cari eccetera perché sono a volte una scusa, ma se tu organizzi un buon format fatto bene, al prezzo giusto perché abbiamo mantenuto dei prezzi con albergo di livello, la gente viene, sono certo la gente viene, infatti sono già in lista d'attesa. Quindi questo volevo proporvelo come piccola, no? Come piccola chiosa. Chiedo scusa. Certo, una persona che viene e che gioca 3 giorni, 2 giorni da noi, un giorno a Sperone, il traghetto con la macchina, l'albergo 370 euro. Sono solo cose interventi che si sono che cosa? No, abbiamo fatto una comunicazione, e tant'è che siamo pieni, abbiamo fatto naturalmente una comunicazione su canali golf, in questo caso, anche perché io di più non riesco a far giocare perché ho un numero limitato di golf car, quindi diamo anche la macchinina nel pacchetto, quindi oltre non posso andare, sono limitato perché ho solo un campo da golf. Se un evento del genere lo strutturassi con 3 campi da golf, uno a Olbia, uno a Luogo Santo, uno a Arzachena, ovviamente avremo un potere di comunicazione enorme e gestiremo numeri molto ma molto interessanti. Questo è un piccolo esempio di quello che facciamo, ma molto piccolo. Io adesso chiedo scusa? Sì, 370 euro. 370 euro in camera doppia? Non ci credi? No, se volete venire a dormire siete anche benvenuti, ma non vi posso far giocare a golf. Adesso io girerei, facciamo un putpurì perché voglio farvi vedere, perché oggi sono stati tenuti tantissimi temi e uno mi incuriosiva particolarmente. Se avete notato, stamattina quasi tutti hanno parlato di Turchia, da Josef, Silvio Udisio, tutti hanno parlato di Turchia, però
siccome io diciamo mi muovo più sul lato emozionale, ricordatevi, io vi devo parlare del mare chiaro infinito, non devo mandarvi a prendere la legna. Il mio ruolo da una vita, da professionista di golf, da direttore di circolo, è sempre stato quello, il mio lavoro di appassionare al golf. Abbiamo parlato di Turchia, ma nessuno vi ha fatto vedere che cos'è. Io invece volevo farvi vedere che cos'è, un attimino solo. Siamo nella zona, nella regione di Antalya, quindi Belek. Se voi per gioco provaste ad andare su Google Earth e avvicinarvi piano piano, vedreste, attenzione che cosa succede. Attenzione che cosa succede. Attenzione. Adalia, ci sono stato tante volte lì perché sono andato a vedere che cosa succedeva. Attenzione. Oh, inizia ad apparire qualcosa. Vi prego di cancellare il cemento, ma io vedo un campo da golf, 2 campi da golf, 3 campi da golf, 4 campi da golf, 5 campi da golf, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cioè ci sono 14, lì ce n'è uno spostato, 15 campi da golf attaccati. Dentro questo sistema hanno messo 4 stelle, 4 stelle superior. C'è qualche 5 stelle, ma molto pochi. È questo quello che noi vogliamo? Questo è il modello? No. Non può essere né il modello della Costa Blanca, non può essere nemmeno questo modello, però il paradosso lo dobbiamo vedere. Tra il non fare nulla e il fare questo ci potrebbe essere una linea dolce sarda, ci potrebbe essere un intervento che la politica accompagna, soprattutto andando a snellire tutte le pratiche burocratiche. Qual è l'imprenditore oggi, senza una certezza legislativa, che viene a investire in Sardegna in modo serio, rispettoso, in modo oculato di questo straordinario territorio, se non gli risolvo questo problema? Lo sapete voi mediamente in Italia quanto ci si mette ad andare dalla presentazione di una richiesta di costruzione di un golf all'inizio lavori, cioè materialmente quando mettono operativamente la ruspa a lavorare a fare il campo. Secondo voi quanti anni ci mettono? Quanto? 5? Allora, la risposta corretta, mediamente calcolata fino a 8-9 anni fa, erano 9 anni. Io un giorno stavo facendo un Open in Irlanda e come al solito con la mia compagnia di sboccianti noleggiavamo un pulmino, io mi fermavo lì a giocare per tutta la settimana con loro e un giorno andiamo a giocare in una zona sotto Dublino, a un'ora di macchina da Dublino, e questi smattiti, fermiamoci, vedono un campo da golf, in 5 minuti vedevano un campo da golf, fermiamoci. Siamo arrivati alle 4 del mattino in albergo perché a forza di fermarci. E la cosa straordinaria è che mi fanno firmare, io ero stufo perché poi è un mio lavoro che un po' mi esce dalle orecchie il golf, ci fanno fermare, se sono troppo lungo ditemelo che smetto, mi fanno fermare in un posto dove c'erano 18 buche appena abbozzate, con gli alberi ancora con i tutori, e un piccolo camper che offriva il ticket e c'era un signore che faceva il caffè. Li mando a giocare perché io ero stufo, avevo già giocato 18 buche prima, durante la mattina, e dissi vi aspetto qua. E mi misi a parlare con chi gestiva questo piccolo camper dove facevano il caffè caldo. E dopo 5 minuti mi inizio a parlare di golf, il gestore di questo bar mi disse sono arrabbiatissimo, perché parlammo di golf, io gli spiego che lavoro facevo, e gli dico perché sei arrabbiato? No, perché non è possibile, questo campo qua ci hanno messo 6 mesi a darmi 6 mesi 6 mesi a darmi. In Irlanda la risposta ve l'ho data, mediamente occorrono 6 mesi nella verde Irlanda. Attenzione perché poi entriamo in dinamiche ambientali. Nella verde Irlanda ci vogliono 6 mesi per fare un campo da golf. Là vivono di golf, là vivono 5 mesi l'anno con un turnover mostruoso. Ho introdotto anche questo diciamo, paradosso ambientale perché uno degli attacchi che la politica, al di là delle lentezze burocratiche,
il golf sconta, ha sempre scontato etichette elitarie, ideologiche. Io ho discusso tantissimi anni fa con membri del Partito Comunista locale, non si riusciva mai a fare niente. Il golf è sempre stato considerato, ahimè, sbagliando, una roba per signori, ma è una roba da signorine, tant'è che invece fuori dai confini nazionali nel mondo è lo sport più praticato, non tifato. Qualsiasi americano ha dietro la porta, e lo vedete magari in qualche film, c'è sempre una sacca da golf dietro una porta, no? È lì che incute un po' terrore, tra l'altro. Le logiche ambientali comunque sono state una cosa da abbattere. Oggi è molto più semplice, se la politica fornisse un contributo, è molto più semplice perché intanto tecnici si sono inventati essenze, possiamo andare un po' avanti? Si sono inventati essenze che consentono, Bermuda Grass in generale, che consentono il 30% in meno di consumo idrico. Si sono inventati tecniche costruttive, io in Florida ho visto dei campi straordinari moderni, dove l'acqua viene, canalizzata, l'acqua che non viene assorbita, che è molta, dal manto erboso, viene canalizzata nelle parti sottostanti del campo e ripompata nei laghi, e quindi si riesce a raggiungere un risparmio idrico del 40%. E dal punto di vista ambientale, oggi nuovi protocolli della Comunità Europea ci garantiscono un controllo dal punto di vista dell'utilizzo della chimica. Personalmente al Pevero ormai stiamo utilizzando praticamente tutto biologico, vi dico anche con un'incidenza dei costi leggermente superiore ovviamente. Ma voglio lasciarvi sul Pevero in questo caso, ma sul golf in generale, come in tutta la Sardegna, con questa immagine, che è un'immagine di bellezza, non è un'immagine di istruzione. È chiaro che l'uomo poi può agire in modo, le decisioni sono sempre l'uno o l'altra, puoi agire in modo oculato, puoi costruire, se hai del sale in zucca, puoi costruire qualcosa di straordinario, magari facendo degli interventi alberghieri più che residenziali, e creare business con un'area golf almeno di 3-4 campi, dove è un mio vecchio pallino, non lo devo fare sulla costa. Il giocatore di golf è golf, può essere ovunque, non necessariamente devi vedere come al Pevero, come in altri campi, il mare. La connessione deve essere tassativamente fatta con l'entroterra. Dicevo oggi a pranzo, bisogna prendere da Olbia, dalla Costa Smeralda, da San Teodoro, un compasso di 20 km, perché le esigenze che ha il giocatore di golf non sono solo quelle di giocare a golf, sono di raggiungere in modo veloce un polo aeroportuale e soprattutto di avere a disposizione un villaggio, altrimenti sono tutte cattedrali del deserto. Dal punto di vista ambientale vi lascio con questa immagine, per un'isola come la Sardegna, e vi rammento solo quello che è successo, Dio non voglia, cosa è successo pochissimo tempo fa in California, è bruciata tutta. Il golf in questo caso rappresenta ad esempio una barriera tagliafuoco essenziale per preservare villaggi, attività imprenditoriali. Questa è stata un po' la storia del Pevero, vi ringrazio. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.